Vincenzo, ne approfitto sempre quando ho ospite degli artisti, veramente dei musicisti, di far fare la controsigla proprio dal vivo. E questa è stata una controsigla veramente eccezionale. Non so se avete visto le inquadrature, praticamente c'è la chitarra, c'è anche l'armonica a bocca, il tamburo e anche il tamburello. Praticamente un'orchestra completa con un solo ragazzo. Si munirà presto di orecchini con i sonaglini, in maniera che muovendo la testa anche... E Franco Sodano, insomma, di musica se ne capisce, quindi sicuramente avrà apprezzato, anzi poi ti chiederò un giudizio critico su questo ragazzo. Ben ritrovati su Televideo Agrigento, questa è Target, la vostra settimanale presenza. Mettetevi comodi perché abbiamo tante cose belle da proporvi, tanti argomenti interessanti che sicuramente, almeno lo speriamo, saranno attenzionati da voi. Come al solito ci seguite in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale sul digitale terrestre, l'LCN è il 92 di Televideo Agrigento, in prima serata il mercoledì e poi negli altri orari settimanali consueti, e il tutto naturalmente condensato anche sul sito internet www.televideoagrigento.tv. c'è una finestra dedicata, ci sono tutte le puntate di Target che potete vedere e rivedere quando vi è più comodo. Questa è l'8ª puntata dell'edizione 2017-2018 e come vedete è iniziata veramente bene. Quando sentivo Vincenzo Crapa eseguire questa Despacito, anche noi abbiamo avuto insomma il pezzo forte dell'estate, ritornavo indietro nel tempo e vediamo se Stefano Tesè è assieme a me. In realtà loro erano un duo, non era uno soltanto, e sono portati in auge da Renzo Arbore, il duo Otto e Bandelli. Franco, ti ricordi? Come no? Erano così proprio, tamburo... Li ho conosciuti molto tempo prima in Germania durante una nostra tournée allora a Dortmund, suonavamo insieme, eravamo nella stessa barca. Ti ricordo bene Otto e Bandelli. Sì, certo, Due persone e una ventina di strumenti in tutto. Sì, era il passerello classico, quello che poi a Napoli abbiamo avuto come Totò, ecco, quando Totò faceva il passerello, erano bravissimi, avevano sempre gli stessi ritmi, le stesse cose, però... erano abbastanza interessanti. Bene, allora i miei ospiti li avete visti. Il primo è stato il nostro musicista, polistrumentista Vincenzo Crapa. Lui è uno studente dell'Ipia Marconi di Favara, e assieme a lui, anche come ospite musicale, lo presentiamo già subito, c'è Gabriele Melilli con il suo pianoforte. Dopo anche lui ci farà sentire un po' della sua bravura. Franco Sodano si è presentato da solo, nel senso che senza che è interrogato ha parlato. Eri così anche a scuola? Sempre discolo, sì. Ma eri così anche a scuola? Sempre, sempre. Quindi avevi tutti 10? Magari. Ma no. Franco Sodano esclusivamente questa sera nella qualità di volontario dell'Aido, e ci spiegherà il perché. E poi dalla mia sinistra abbiamo Giuseppe Vitello, lui è il presidente provinciale dell'UIC, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Agrigento. Franco l'abbiamo visto, e poi proseguiamo con la dottoressa Bruna Piazza, è la coordinatrice del centro regionale trapianti. Buonasera a tutti. Con Mimmo Fontana, assessore del comune di Agrigento, parleremo della raccolta differenziata che già insomma è iniziata, distribuzione dei vari cassonetti. Vediamo a che punto è, insomma, se sta iniziando bene. Parleremo di bidoni senza dare bidoni. Senza dare bidoni a per nessuno. una volta nella vita, insomma. Buonasera a tutti voi. C'è Stefano Tesè, docente di musica, maestro illuminato e anche coordinatore del Festival della canzone siciliana Rosa Balistreri, in programma nei prossimi giorni. E poi un saluto e un grazie per la presenza a Giuseppe Adamo, e il presidente del Circolo Empedocleo di Agrigento. Allora, professore Tesè, questo one man band, oserei dire, un ragazzo già ha 4 strumenti, un coordinamento insomma importante. Sì, io l'ho conosciuto l'anno scorso
perché ha partecipato alla seconda edizione del nostro festival della canzone siciliana Rosa Balistreri che si fa a Favara. E abbiamo avuto la possibilità così di apprezzarne le doti, anche perché bisogna sottolineare che lui è un autodidatta e quindi certo va all'IPIA che è un istituto professionale, quindi non è ad indirizzo musicale. non è indirizzo musicale e quindi questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto la musica si possa fare in tutto, si può fare dal punto di vista professionale con o senza aiuti. E poco fa dicevo, ma fatti aiutare da qualcuno, dice vabbè, ma io sì, con internet così, quindi il suo obiettivo è quello di continuare. Poi secondo me lo riuscirò a convincerlo a farsi aiutare, perché se certo, già riesce a fare bene ha una bella dote naturale, quello che poi fa, con l'aiuto può fare tantissimo. E quindi coglie anche l'occasione, averlo ascoltato, riflettere anche su questa impostazione di questo nostro festival della canzone che si fa, già questa è la terza edizione a Favara, perché è un festival riservato alle scuole di ogni ordine e grado, e quindi noi, come gli altri anni, troveremo non solo specialistico, insomma, assolutamente no, assolutamente o no. a indirizzo musicale. Infatti quest'anno, come gli altri anni, avremo delle scuole non a indirizzo musicale, delle scuole a indirizzo musicale e degli istituti superiori, e questo è proprio coglie in pieno l'obiettivo, che è quello di cercare di dare la possibilità ad ogni ragazzo a vari livelli, che loro lo fanno a livello amatoriale, lo fanno quasi da autodidatte, perché si vedono a scuola, riescono a trovare, grazie alla disponibilità di alcuni docenti, spesso non di musica alle superiori, la possibilità di fare musica, e questa è una componente importante che riguarda soprattutto gli istituti superiori non a indirizzo musicale. Poi avremo anche delle scuole medie, diciamo così, non a indirizzo musicale, e delle scuole primarie non a indirizzo musicale insieme alle scuole a indirizzo musicale, quindi diciamo abbiamo un panorama complessivo di esperienze musicali che sono tutte validissime, con prospettive diverse, con obiettivi diversi. Non è un concorso, ma un festival nel senso di festa. Ecco, diciamo che il taglio che abbiamo voluto dare con questo festival chiaramente non è quello della competitività, anche se c'è sempre, però si compete con se stessi, perché ogni scuola che si mette nelle condizioni di poter partecipare mette insieme tutte quelle energie, e quindi nasce quella sana competizione con se stessi, per fare bella figura, perché poi ci si trova, ci si prende gusto, si vuole fare sempre di più, quindi all'ultimo momento si cambiano anche brani, no? Perché quello mi piace di più, poi magari c'è qualcuno che sto vedendo dalle notizie che mi arrivano proprio questa positività nell'affrontare questa esperienza. Bene, parleremo e approfondiremo il festival Rosa Balistreri inserito nel contesto del premio Buttitta. Prima del giudizio tecnico di Franco Sodano sentiamo anche allora il protagonista di questa prima parte della nostra trasmissione, Vincenzo. Allora, come mai hai deciso di essere polistrumentista, o hai iniziato magari prima con uno strumento e poi ti sei approcciato agli altri piano piano? Sì, ho iniziato con uno strumento, ovvero la chitarra, circa 6 anni fa. Circa 6 anni fa in parrocchia mi hanno insegnato a suonare la chitarra e l'ho studiata per circa 6 mesi. Dopodiché, sapendo gli accordi, ho deciso di aggiungere gli altri strumenti che già sapevo suonare da solo, e ho cercato di dare una cosa mista in modo da avere il mio stile. Hai fatto un bel mix, però insomma bisogna avere non so, 4 cervelli per coordinare 4 movimenti diversi, no? La chitarra, le 2 mani, la bocca che deve suonare l'armonica, un piede il tamburello, l'altro piede il tamburo, insomma. Se io mi concentro su ogni singolo strumento mi confondo, invece mi lascio... Dividi il cervello in 4. Mi lascio trasportare dalla musica e cerco di fare la musica per come sia. Bravo. E allora, Franco, lo promuoviamo a questo ragazzo? Direi proprio di sì, assolutamente. Io volevo chiederti, hai altri musicisti in famiglia? No. Ancora più straordinario. Devi assolutamente studiare musica allora. Vabbè, Stefano Tesei si farà promotore proprio di
Lo convinceremo, lo convinceremo. Bene, come avete visto allora abbiamo veramente tanta carne al fuoco per parlare di argomenti interessanti, ad iniziare da quello che succederà il prossimo 3 dicembre, la giornata internazionale delle persone con disabilità, viene anche celebrata ad Agrigento su iniziativa non solo dell'UIC ma anche delle altre associazioni. Presidente Vitello. Sì, il giorno 3 dicembre, domenica alle 17, presso il Grand Hotel Mosè si celebrerà appunto la giornata internazionale delle persone con disabilità. Il cosiddetto festival Io Sono è un festival in cui si parlerà di disabilità in maniera positiva, dove si parlerà di inclusione sociale. Perché usate ancora disabilità? Mi avevate abituato a dire diversa abilità, o il termine insomma non è... È come c'è che non vedente. La stessa cosa. Sembra il buio. Bravo per la battuta. È giusto. Io ti ho fatto l'altra volta, ti ho detto tu sei diversamente magro. Certo. No? No. Allora, sono modi di dire che vogliono essere politically correct, come si suol dire, no? Sì. Ma voglio dire, alla fine poi la sostanza non è che cambia, la difficoltà sempre c'è. E quindi ti stavo dicendo che in questo festival saranno i disabili che parleranno di loro stessi, si parlerà di inclusione sociale, si parlerà di autodeterminazione, si parlerà di pari opportunità e di tante altre cose legate al mondo della disabilità. Parleranno anche le famiglie delle persone che seguono i disabili, che hanno una vita molto particolare, mamme, padri, mogli, mariti che hanno rinunciato alla loro carriera, alla loro vita per dedicarsi con tanto amore alla persona disabile che hanno in casa. Beh, oltre che all'amore, secondo me c'è anche la necessità e l'esigenza, perché molto spesso se non ci bada il familiare al disabile, Bravo. veramente... Se non ci bada il familiare, a volte non c'è vecchietto nessuno che ci bada, perché a volte lo Stato non ha nei mezzi né le risorse, e non parlo solo di quelle economiche ma anche di quelle umane, per poter avere a che fare con la disabilità. Quindi io sono sarà il disabile protagonista, cosa? Magari raccontando delle Sì, esperienze raccontando le proprie personali, esperienze, cantando in una chiave positiva. Cioè, per dire, ecco, si può fare avendo fede in se stessi, nelle proprie possibilità, nelle persone che ti circondano. La vita non è finita, ma c'è un modo diverso di viverla. Le associazioni si sono riunite solo in questa occasione o in realtà c'è rete tra di voi? No, c'è molta rete che è iniziata già da un po' di tempo, abbiamo addirittura costituito dal notaio proprio una federazione di associazioni, si chiama Movimento Noi Liberi, ed è una federazione di associazioni che comprendono tanti tipi di disabilità, associazioni sia di disabili che di famiglie che hanno una disabilità in casa, quindi un modo diverso, tante sfaccettature di vedere, di approcciarsi a questo mondo che danno anche con energia nuova un modo nuovo di affrontare le cose. Qui si mette al centro il disabile per dire che anche il disabile ha una sua volontà, che non è una palla da scambiarsi da un operatore a un altro, che non è una cosa, perché a volte si parla del disabile come se non fosse una persona, come se fosse un numero, un'entità, come se non avesse carne e ossa, come se non avesse pensieri, desideri, come se non avesse bisogni, come se fosse, ecco, un pezzo d'arredamento, diciamo, no? Invece questo movimento, questa federazione vuole mettere al centro il disabile con i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue necessità, vuole che il disabile sia lui a parlare di se stesso e non altri che parlino per lui. Più volte noi abbiamo avuto ospiti o direttamente disabili o comunque responsabili di associazioni, di volontariato. Tutti sono stati un po' concordi nel dire che in realtà le leggi italiane sul welfare sono tra le migliori del mondo. Forse c'è qualcosa che si inceppa? Il discorso è che in Italia sicuramente abbiamo una serie di leggi che proteggono la disabilità, quelle per i non vedenti in particolare, eccetera. Il problema è che a volte le leggi ci sono ma sono solo sulla carta, poi alla fine nell'applicazione lasciano molto a desiderare, perché da Como a Ragusa nello stesso Stato vi sono differenze, da Palermo a Ragusa nella stessa regione vi sono differenze, da Montevago a Licata nella stessa provincia vi sono differenze. Bisogna quindi un po' sperare che ci sia un modo uguale, uniforme di uniforme. trattare il disabile che abita a Como, che abita a Ragusa o a Roma o a Milano o dovunque questo sia. Ma io sono
ci siete solo voi o possiamo partecipare tutti? Tutti potete partecipare, anzi è auspicabile che molti partecipino perché ci si approcci alla disabilità in un modo diverso, cioè il disabile non è, permettetemi il termine dialettale, un mischino, no? Cioè il disabile non deve essere più inteso come la persona messa in un angolino con il plaid sopra le gambe, eccetera. Oggi il disabile è scienziato, oggi il disabile fa l'istruttore, fa il professore, fa l'avvocato, fa il giudice. Oggi il disabile non è più il parassita alle spalle della società, ma è colui che dà un contributo sicuramente economico, di idee, intellettuale, psicologico. Il disabile è quello che aiuta magari a volte anche l'abile, chiamiamolo così, a fargli vedere e affrontare la vita in maniera diversa. Bene. Posso inserire su certo, questo argomento, perché è un argomento che trovo particolarmente interessante. È una questione di opportunità, di pari opportunità, nel senso di dare a tutti l'opportunità di essere se stessi in ogni contesto. Io per ragioni familiari frequento spesso l'Olanda, vado spesso in Olanda, e quello che mi ha colpito in Olanda è vedere le case di riposo per anziani che erano paragonabili a un hotel 4 stelle, cioè gli anziani in Olanda quasi mai vengono assistiti in famiglia, vanno in questi hotel di lusso dove vengono assistiti con un livello altissimo, perché l'assistenza che ricevono lì ha condizioni economiche di gran lunga migliori rispetto alle nostre, vuol dire che pagano meno, pagano quello che si possono permettere, trovano un'assistenza che è di gran lunga migliore rispetto a quella che gli può dare la famiglia. Magari avranno forse qualche affetto in meno, ma un'assistenza straordinaria. Però Mimmo, sai, dalla Sicilia ad Amsterdam quanti paralleli che ci sono in più. E il problema è proprio quello, noi dobbiamo tendere a quello, cioè perché non possiamo continuare a pensare che, che miglioreremo accontentandoci. Accontentandoci non si migliora guardando alle esperienze migliori. L'altra cosa che mi ha colpito è vedere che l'ultimo piano del Parlamento olandese all'Aia è una scuola, dal nido alle scuole medie, perché per dare a tutti, quindi anche, non dico alle donne e agli uomini, a quelli che hanno famiglia e hanno figli, l'opportunità di stare in Parlamento, potendo avere i figli vicini e non dovendo avere qualcuno a cui affidarli, c'è la scuola per i parlamentari. Chi sta in Parlamento deve avere la possibilità di avere una famiglia. Non è un caso che probabilmente il Nord Europa ha una presenza di donne nelle istituzioni di gran lunga superiore a quella che abbiamo noi. Allora, se noi vogliamo, ogni volta diciamo, alle donne dobbiamo dare più spazio, ma l'unico modo che hai per dare più spazio è consentire alle donne, appunto, torniamo alle pari opportunità, di avere le stesse opportunità che a chiunque, alle donne e agli uomini che vogliono avere una famiglia, perché per esempio l'attività politica istituzionale non deve essere alternativa al fatto di avere una famiglia. Allora, bisogna cambiare la mentalità. Lui diceva correttamente, le leggi sono buone ma non vengono applicate. Non vengono applicate perché in questo paese dobbiamo cambiare la mentalità. Chiunque ha esigenze diverse, che non è solo il disabile, chiunque ha esigenze diverse deve essere messo nelle condizioni di avere una risposta alle proprie esigenze. L'Olanda sarà lontana, così come, diciamo, non è l'Olanda, potevo fare l'esempio della... Ho fatto l'esempio dell'Olanda perché è un paese che conosco, diciamo, potevo parlare della Svezia piuttosto che della Norvegia. È un problema di civiltà. Se vogliamo sentirci un paese civile, dobbiamo cominciare a pensare che chiunque ha delle esigenze specifiche deve sentirsi come chiunque altro. Non è possibile che la massa è l'unica che poi detta le regole, per cui la massa c'è quel tipo di esigenza e noi tariamo le politiche sulle esigenze della massa. Certo. Tutti coloro che non stanno nella massa hanno esigenze che noi non contemperiamo, se non nelle leggi. Le scriviamo nelle leggi, poi non le applichiamo. Bene, grazie per il contributo, Mimmo. C'è da notare che Mimmo nel fare il paragone di nazionalità andava sempre più a nord, Norvegia. Dobbiamo provare a esportare quell'idea. A invertire i poli. Stoppiamo un attimo un po' questo discorso per affrontarne un altro e anche importante. Stiamo parlando della cultura del teatro, il Circolo Empedocleo, diciamo, solo il nome, insomma, il baluardo, il più antico, quello che porta il vessillo, e quest'anno ha riprogrammato il Teatro Club. Questo incontro con il teatro per tenere, insomma, anche nel Circolo Empedocleo una porta importante aperta alla cultura. Giuseppe Adamo. Quest'anno abbiamo riproposto quello che è stato un successo dello scorso anno da un'idea nata casualmente di proporre proprio il teatro da camera, che non vuole essere, tengo sempre a precisare, né sostitutivo di altre iniziative, e vuole essere solo un valore aggiunto
che noi intendiamo offrire oltre ai nostri soci anche alla città, appunto per proseguire nel nostro cammino socioculturale, e quest'anno riproponiamo la seconda rassegna, visti i successi dello scorso anno, intitolata Da Pirandello a Sciascia, Bottizza, Brecht ed Edoardo. Quindi come al solito, diciamo, il Circolo Empedocleo si apre anche ai non soci, ecco. Senza dubbio sì, ma lo ha sempre fatto. Certo, privilegiamo i soci e gli associati, mi sembra giusto. ma tutte le manifestazioni di carattere culturale sono rivolte alla città. Da quando abbiamo riaperto, dopo i lavori di restauro, il nostro obiettivo è stato quello di attenzionare, di tornare ai vecchi fasti, diciamo, di una volta, anche se non sono riproponibili, perché, come giustamente dicevi tu, è il più antico. Il circolo è nato nel 1835 ed è ancora, credo, uno dei pochissimi sicuramente nel territorio esistente e funzionante. E vorrei ricordare che la vita sociale e politica agrigentina di quegli anni, dall'inizio fino ai primi del Novecento, prima di essere discussa nelle sedi opportune, si svolgeva nelle sale. Era quello, la vera agorà, insomma, nelle sale del circolo. Ritorniamo al teatro, allora. Già 2 o 3 rappresentazioni sono state proposte. Abbiamo iniziato, sì. Proponiamo una rappresentazione al mese. Abbiamo iniziato il 14 ottobre con omaggio al dialetto girgendano di Pirandello, presentando la Giara. Il 17 di novembre i miti della sfida, Ettore e Achille, sulla mitologia greca. Continueremo a dicembre con i sentimenti del Natale, dove proporremo canzoni, filastrocche, diciamo, della tradizione popolare siciliana e agrigentina. Poi a gennaio abbiamo una serata dedicata a Petrolini, tanto per cantare, titolata così. E prima di arrivare a gennaio, Giuseppe, siamo arrivati praticamente a fine anno. Ti darei l'opportunità di fare un po' un piccolo consuntivo di questo che è stato il 2017 del Circolo Empedocleo. Il 2017 senz'altro è stato un anno molto importante, perché abbiamo istituito, appunto, oltre a Terra da Camera, ci sono tutte le altre attività, la presentazione dei libri, le conferenze, le lezioni di ballo, serate danzanti. Abbiamo, diciamo, diverse attività che proponiamo, e non solo per i soci, ma alcune di queste vengono aperte anche alla città. Poco fa Giuseppe Vitello diceva, il disabile non è quello che si mette in un angolino col plaid e se ne sta nascosto. Allo stesso modo chi frequenta il Circolo Empedocleo non è uno datato e invecchiato che vuole starsene lì al cantuccio e al caldo, no? Assolutamente no, cioè, no. Vi vedo molto attivi, ecco, per questo. No, assolutamente no, da questo punto di vista, certo, c'è una fascia di soci che sono un pochino più almeno avanti, pensionati, più avanti nell'età, però devo rilevare che le fasce più giovani difficilmente si avvicinano a questo tipo di attività, anche perché hanno altre distrazioni, altre cose, per cui la nostra attività si accende. La nostra attività è focalizzata più che altro a una fascia di età media, dove si può partecipare, cioè, abbiamo, tra l'altro, i locali del circolo sono ben 4 piani, non è solo quello che si vede, ci sono anche 2 piani di giù, c'è sala televisione, sala lettura, sala internet. Ci ho presentato un paio di convegni interessanti. Abbiamo fatto tutta una serie di convegni interessanti, cioè che adesso mi sfugge indicare quale, però abbiamo fatto tutta una serie di convegni interessanti sul sociale, sulla medicina,
su tante cose, infatti. E poi la vostra sede, da quando è stata ristrutturata, è un po' anche ambita, no? Nel senso che vi vengono a cercare per poterla utilizzare. Senza dubbio, diversi contatti, diverse cose per proposte diverse, ma che noi valutiamo però privilegiando senza dubbio quelle culturali e sociali. Bene, li ho presentati come volontario AIDO e come coordinatrice del centro regionale Trapianti, perché da un po' di tempo a questa parte, almeno io l'ho vissuto in prima persona in quella che è la sezione di Favara, c'è un certo fermento, cioè una animazione culturale, di conoscenza, anche di, tra virgolette, pubblicità buona, ecco, per quella che è la donazione, ma anche per tutto quello che c'è attorno. Per esempio l'AIDO di Favara è sempre presente in manifestazioni culturali, sportive, in piazza, allo stadio, per promuovere la cultura della donazione. Dottoressa Piazza, siete soddisfatti per questo? Molto, molto soddisfatti di questa collaborazione costante, continua e soprattutto entusiasta ed entusiasmante. Risulta evidente quanto tutti gli amici dell'AIDO, primo fra tutti, certo, non solo Favara, ma tutti quelli che sono poi le varie sezioni, siano assolutamente convinti di quello, credono in quello che fanno, e questo traspare, e noi siamo convinti che questo sia il modo migliore di far conoscere la tematica della donazione degli organi e quindi la sua utilità, la sua importanza, affinché possa essere garantito il diritto alla salute dei cittadini e delle persone che hanno la sfortuna di avere un'insufficienza terminale d'organo, e pertanto l'unico presidio terapeutico efficace è il trapianto d'organo. Cos'è il centro regionale trapianti che lei coordina? Il centro regionale trapianti è un organo tecnico dell'assessorato alla salute della regione Sicilia, che ha sede legale all'interno dell'Arnas Civico di Palermo, in quanto azienda maggiore della regione Sicilia e quindi maggiormente rappresentata, che si occupa del coordinamento di tutte le attività che riguardano il procuramento d'organi e tessuti, quindi dall'individuazione del soggetto che può avere delle potenzialità di donazione, quindi innanzitutto il soggetto con una grave neurolesione, quindi un grave danno del sistema nervoso irreversibile, che quindi potrebbe andare incontro a morte secondo i criteri neurologici, e quindi in quella condizione in cui si potrà procedere col prelievo degli organi. Coordina tutte le attività sull'allocazione degli organi secondo le liste d'attesa dei riceventi sia siciliani e in alcuni casi anche sul territorio nazionale. Il follow up, quindi seguire i trapiantati nel loro andamento clinico, quindi nell'esito di questi trapianti, ma all'interno, oltre a queste attività prettamente sanitarie e prettamente cliniche, c'è un'intensa attività di formazione, sensibilizzazione, informazione, perché se noi sappiamo di cosa stiamo parlando, conosciamo la tematica, sappiamo cosa c'è dietro, probabilmente riusciremo a sfatare tutte quelle false leggende che spesso creano quella diffidenza nel cittadino, per cui si ha una certa reticenza nell'essere favorevoli alla donazione degli organi. Non dovremmo averlo scritto sulla carta d'identità? Assolutamente. O ancora non siamo in... No. In Sicilia quasi 80 comuni sono abilitati alla raccolta della dichiarazione di volontà in vita, perché è importante che ciascuno di noi esprima la propria volontà in proprio, esattamente così come la si esprime su tante altre cose materiali, non so, la casa, il gioiello, e allora che la esprima anche in merito ai propri organi e tessuti. In molti comuni sono attivi, ma adesso rapidamente ci sarà la totalità dei comuni attivi con la carta di identità elettronica, perché fino adesso con la carta d'identità cartacea c'è un protocollo assegnato ai comuni attivi previa formazione da parte nostra, per cui l'operatore del comune può proporre, ma di fatto può anche non proporre. Con la carta di credito, con la carta d'identità elettronica automaticamente non può procedere nell'emissione se non fa quello step, e quindi questo farà sì che sia operativo in tutti i comuni. E oltre l'85% dei soggetti che hanno espresso la propria volontà l'ha espressa a favore della donazione. Questo la dice lunga
e questo aiuta il Centro Regionale Trapianti a sfatare il mito che la gente non ha la cultura, la gente non ha la volontà, non è generosa. La gente è generosa, la gente è disponibile, la gente deve essere messa a conoscenza di cosa stiamo parlando. Franco Sodano è uno di quelli, insomma, che ha ricevuto e ha detto grazie a questa generosità. Franco. Sì, io 4 mesi fa ho avuto il mio trapianto di reni dopo un mio percorso di dialisi fatto di momenti difficili, un percorso che molte persone oggi stanno affrontando ogni giorno e sono sempre più numerose. Non sappiamo bene per quale causa probabilmente questo succeda, ma ovunque ti giri, mentre prima era una cosa abbastanza rara, no? Il soggetto in dialisi, oggi c'è un aumento, la dottoressa qui può confermare, pauroso di questo fenomeno. Quindi è necessario divulgare la cultura della donazione degli organi. Come hai affrontato questa paura forse anche? No, paura no, ti dirò che sono arrivato con una tranquillità assoluta, quasi stupefacente anche per me stesso, nel senso che sono stato chiamato alle 2:30 del mattino a casa al telefono per dirmi che c'era un rene disponibile se ero disposto a spostarmi a Vicenza. Dovevo essere lì entro la mattina chiaramente del giorno. Quindi c'è una banca dati nazionale allora? Certo, non si può scegliere una sede nella propria regione ed una fuori. Almeno per il rene. Solo per il rene c'è la possibilità di una doppia iscrizione, una in regione e una sul territorio nazionale. Io avevo scelto Vicenza e quindi come sede esterna alla Sicilia, mi hanno chiamato dopo neanche 4 mesi di lista d'attesa, quindi pensa che velocità. È stato più difficile fare i preesami per entrare in lista, che sono durati tantissimo qui, piuttosto che invece essere chiamati per il trapianto. È un corpo estraneo o ormai un dottore? È un corpo estraneo, sicuramente un corpo estraneo che comporta l'assunzione di farmaci immunodepressivi, che comporta a volte anche, parlo per la mia esperienza, non so se per gli altri sia uguale, proprio senti questa presenza che non ti appartiene quasi, no? Sono ancora gli inizi, probabilmente anche questo. La sensazione probabilmente soltanto psicologica, non lo senti fisicamente. Psicologicamente è come se volesse scapparsene via, quello che sento io, è strano da spiegarsi. Quello che ho trovato invece molto bello, è il contatto, cioè sono i contatti umani e i rapporti che si creano tra gente che hanno vissuto, tra persone che hanno vissuto lo stesso iter nella vita, no? Cioè tra noi trapiantati, si creano come dei contatti mentali quasi, no? Ci si vuol bene senza conoscersi, cioè nel senso che abbiamo uno stesso vissuto da raccontare, lo abbiamo affrontato, lo conosciamo e per questo motivo anche ad andare avanti, ci aiuta, sì, c'è molta solidarietà. Dottoressa, posso fare una battuta e non essere considerato blasfemo? No? La persona che è accanto a lei, Mimmo Fontana, è assessore comunale, tra gli altri incarichi ha anche quello della raccolta cioè dei rifiuti, no? Della raccolta differenziata. Per non essere blasfemo, cioè il trapianto può essere una raccolta differenziata, no? Cioè perché buttare il nostro corpo che non ha necessità e non consentire la vita di un altro? Io credo che lei non sia assolutamente blasfemo e forse insomma, chi mi ha visto in altre circostanze, una delle immagini che noi proiettiamo spesso perché molto emotivamente molto d'effetto è l'immagine di una bambina con un bidone accanto dell'immondizia e la scritta: scegli a chi dare i tuoi organi, al bidone o alla bimba, cioè decidi se vuoi che vadano. Non lo sapevo, quindi lei non lo sapeva, ecco perché io la raccolgo.
Esattamente, cioè dico Forse c'è qualche retaggio religioso. ma guardi, c'è qualche retaggio, fermo restando che non esistono, in realtà sono veramente delle piccole sette cerchie di religioni nell'ambito dei musulmani o di qualche altra religione che però non è la religione cristiana cattolica, che si oppone alla donazione degli organi. Ma in realtà non c'è nessun vincolo, neanche religioso, prova ne sia che, lo dico con grande orgoglio del CRT Sicilia, e perché questo sia il primo passo, l'11 dicembre noi firmeremo un protocollo d'intesa con l'Arcidiocesi di Palermo, e quindi la nostra speranza è che a seguire ci saranno le altre arcidiocesi, proprio perché il messaggio della comunità religiosa nella comunità religiosa è importante. Mimmo, ti ho dato un assist importante per parlare della differenziata, Sì. Però lo faremo dopo, va bene? Sì, però una battuta, Due diciamo, secondi, è evidente che se, visto che si faceva l'esempio della comunità cristiana, per la comunità cristiana si lascia qui il corpo ed è l'anima che continua a vivere, quindi il corpo si deve deperire. E allora piuttosto che perderlo proviamo a fare... Bene, prima di parlare di differenziata e anche di fare un altro intervento a Giuseppe Adamo, che so che per impegni precedenti purtroppo deve andare prima, ritorniamo al nostro ospite musicale, al secondo ospite musicale. Prima abbiamo sentito il polistrumentista, adesso invece il pianista. Lui si chiama Gabriele Melilli, è dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Il pianoforte è tutto tuo, Gabriele, cosa ci fai sentire? Astor, un brano. Un brano di? Di Vinci Guerra. Di Vinci Guerra. Bene, allora lo studio è tutto tuo, a voi Gabriele Melilli e il suo pianoforte. Piccoli artisti crescono. Sì, Gabriele è un ragazzo molto appassionato. Questo è un brano che abbiamo montato forse in 3 giorni. Avevamo cominciato c'è questo brano, se ti piace. È lunedì, poi è arrivata la tua chiamata e abbiamo raccolto questa sfida che aveva altri pezzi, però no, dobbiamo riuscire a fare questa. Qui si è preso l'impegno, perché è giusto che sia così, ha studiato, ci siamo visti a scuola ieri pomeriggio, stamattina, ha ripassato ieri, ed è riuscito a montare questo brano che non è semplicissimo. Lui, contrariamente a Vincenzo, invece va a scuola, no? Sì, lui è al seconda media e ha iniziato a studiare l'anno scorso da zero, chiaramente. Il pianoforte non è arrivato subito, è arrivato dopo, perché è giusto anche desiderare uno strumento, e ora è diventata un compagno di vita, perché a lui piace tantissimo e ha una bella sensibilità che ha bisogno di essere curata. Era emozionatissimo, però sei stato veramente bravo, sono contento. Allora, ritorniamo a Giuseppe Adamo e al suo circolo Empedocleo. Dicevamo il prosieguo della vostra attività di teatro club, l'appuntamento di Natale, poi quello di gennaio, e si andrà avanti fino a quando?
Quest'anno abbiamo aggiunto anche una serata in più, si andrà avanti fino al 25 maggio. Poco prima dimenticavo di dire che questa idea nasce con la collaborazione del Pirandello Stabile Festival di Mario Gaziano, e quest'anno l'abbiamo anche estesa alla collaborazione della compagnia Le Beatitudini di Monserrato e al laboratorio teatrale Luchino Visconti di Grotte. Stavo dicendo, a gennaio ci sarà la serata di Petrolini, che è tanto per cantare. A febbraio Voci di Sicilia di e con Giugiù Gramaglia. Il 16 di marzo Occhio di Capra, da modi di dire della tradizione popolare siciliana. E poi il 20 di aprile Piccio MC, letture e commenti di Brechti, per finire a maggio con Due Soli, Questione di fame, di Anonimo su traccia di Edoardo. Quando ho detto a Giuseppe Adamo che c'era anche presente l'assessore Mimmo Fontana, che avremmo parlato di differenziata, lui mi ha detto: io qualcosa la voglio dire. Mimmo ancora non ha parlato di differenziata, quindi prima che tu te ne vai, so perché devi andare, che siamo già in ritardo secondo la tua tabella di marcia, ti do anche la possibilità di dire la tua sulla differenziata, oppure anche di interrogare l'assessore Fontana. Volevo dire la mia, perché ero fra quelle che era un pochino più, come dire, più restio ad accettare il discorso della differenziata. Noi a Monserrato l'abbiamo già iniziata e io devo dire che è solo una questione di praticità. Ho già imparato a piccola organizzazione familiare, sono tutte tranquillo. Diciamo che è una cosa molto positiva, che ne possano pensare anche altri. In più c'è una cosa che ho notato, che non ci sono più quegli orribili cassonetti con tutti i sacchetti sparsi attorno, maleodoranti e tutta una serie di problematiche diverse. Magari preda di cane vandale, scendendo da casa, proprio quei cassonetti, c'è una fila di cassonetti lungo il mio viale che poi era una piccola discarica, anche perché diciamolo francamente, siamo un pochino anche noi un po' incivili, perché c'è qualcuno che ancora non si è abituato. Io salendo da Monserrato per Agrigento, visto che c'è il ponte Morandi interrotto, scendendo vedo che qualcuno ancora va buttando, diciamo, i sacchetti di spazzatura così. Però è sempre una questione di mentalità e di civiltà. Speriamo che molti seguano, perché ripeto, è più il pensiero che la praticità delle cose. Bene, grazie del tuo contributo Giuseppe Adamo, presidente del Circolo Empedocleo, che ci deve lasciare tranquillamente, puoi andare, non ci sono problemi, e buona prosecuzione per quella che è la vostra attività. Tranquillamente, grazie e arrivederci a Giuseppe Adamo. E Vincenzo, ti puoi spostare nell'altra sedia, così magari ti viene più comodo. Allora, Mimmo Fontana, ti ha dato un buon assist il presidente del Circolo Empedocleo? Sì, io lo ringrazio per le sue parole, ma non mi sorprende, nel senso che è perfettamente quello che mi aspettavo. Sono convinto che i cittadini agrigentini non sono né migliori né peggiori degli altri. Se in mezzo mondo ormai da molti decenni si fa la raccolta differenziata, non ho mai capito le perplessità di alcuni ben pensanti, non dei cittadini agrigentini. Guardate, in questi giorni molti si lamentano delle file per prendere contenitori. Poi una volta sola, poi non è che ma guardate, io l'ho detto sin dall'inizio nelle interviste che avete fatto in questa emittente, altri interventi, mi sono preventivamente scusato per i disagi, avendo chiaro che noi non siamo attrezzati al meglio per partire con la raccolta differenziata, ma se avessimo aspettato di attrezzarci al meglio saremmo partiti chissà fra qualche anno. Allora, nella vita bisogna avere anche il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo e poi via via aggiustare quello che c'è da aggiustare. D'altronde quello che dice Adamo è la verità, è solo un problema di pregiudizio. Appena provi ti accorgi che non solo non è difficile, anzi è particolarmente semplice, ma il risultato che ottieni nell'immediato, che il quartiere dove abiti diventa improvvisamente pulito. E guardate, noi dobbiamo superare anche l'idea che noi siamo incivili mentre da altre parti con i cassonetti per strada la città sono pulite. Vi posso garantire che dovunque in Italia, in Europa, nel mondo, i cassonetti per strada sono inevitabilmente fonte di sporcizia, cattivi odori, eccetera. Tant'è che ormai dovunque
si è compreso che l'unico modo per fare bene la differenziata è la domiciliare, quindi togliere i cassonetti dalla strada. E il secondo effetto che produce pulizia nel quartiere qual è? È quello dell'educazione, cioè guardate che sparendo i cassonetti per strada automaticamente spariscono pure le cartacce. E per un motivo semplicissimo. Faccio l'esempio sempre del fumatore. Essendo figlio di fumatori, diciamo, di ex fumatori, conosco la mentalità del fumatore. Prendiamo l'esempio del fumatore, potrei fare altri esempi. Un fumatore che prende il suo pacchetto di sigarette e lo lancia per strada dopo aver finito. Nel momento in cui torna a casa, prende lo stesso pacchetto, lo deve separare in 3 parti, togliere il celofan esterno, togliere l'alluminio interno e dividerli in 3 parti. Da quel momento quella persona ha imparato che quella cosa che sta buttando non è un rifiuto, sono un pezzo di plastica, un pezzo di carta e un pezzo d'alluminio. Quando si troverà per strada non lo butterà più per terra perché non è più un rifiuto, è diventata un'altra cosa, è materia che ha una seconda vita. Allora fare la raccolta differenziata è particolarmente educativo anche per chi la fa. Non è semplicemente un'abitudine, cambia la mentalità, non ti fa più considerare il rifiuto un rifiuto. Beneficio per l'ambiente, abbiamo parlato anche altre volte, a lungo andare anche beneficio per la tasca, nel senso che se la differenziata viene fatta bene, se poi le materie di riciclo vengono converite, c'è anche un piccolo ritorno economico. No, allora il beneficio è un beneficio, non è un piccolo beneficio. Noi in questi giorni stiamo mandando... non l'abbiamo ancora visto a Favara, da 2 anni che facciamo... Però devo dire che la differenziata di Favara non è una differenziata spinta, bisognerebbe fare molto di più per avere, perché per avere il beneficio devi ridurre in modo considerevole le quantità che porti in discarica. A Favara per esempio non si raccoglie l'umido, considerate che l'umido rappresenta circa il 35-40%. Facciamo una differenziata sui generis, appunto, è già sufficiente aggiungere l'umido plastica, per aggiungere il 35% e poi tutto il resto. Quindi quello che fate voi può raggiungere, se va benissimo, il 25%, il resto va in discarica. È chiaro che tu invece il beneficio lo trovi quando in discarica ci porti il 25%, il resto lo porti al riciclo. Allora a quel punto il beneficio in termini di milioni di euro è un beneficio che si può misurare. Naturalmente non si può avere tutto subito, bisogna educare le persone, bisogna anche entrare nella mentalità, il piatto sporco va messo lì, il bicchiere va messo lì, l'umido va messo lì. Ci può essere chi ha anche la disponibilità del terreno per fare la compostiera, insomma ci sono diverse cose da poter Però fare. questo avviene in tempi rapidissimi, perché nel momento in cui spariscono i cassonetti per strada e tu sei costretto o a fare la differenziata bene, oppure come raccontava Adamo a lanciare il sacchetto per strada, allora io siccome credo che gli incivili non sono tantissimi, intanto tutti saranno costretti a farla, gli incivili verranno perseguiti. Proprio di questi giorni la notizia, abbiamo diffuso le immagini, stiamo cominciando assieme ai vigili urbani e gli operatori ecologici ad aprire i sacchetti per guardare cosa c'è dentro, perché dentro una traccia di chi lascia il sacchetto, non dico sempre, ma spesso si trova. Allora quindi gli incivili sappiano che fra qualche giorno cominceranno a fioccare non le multe, le denunce, perché l'abbandono per strada produce una denuncia penale, quindi chi oggi lascia il sacchetto per strada deve sapere che appena lo becchiamo poi ne risponderà alla Procura della Repubblica. No? Dico che nel giro Io sono molto ottimista perché ho seguito per 15 anni questo tipo di attività in giro per l'Italia. Diciamo, nella mia precedente vita facevo il presidente della Lega Ambiente regionale, mi sono occupato di queste cose spesso, ho visto per esempio la Campania fino a qualche anno fa era un posto dove davvero c'erano grossi problemi, poi non era tutto così, in Campania c'erano già più di 100 comuni che facevano bene la differenziata, però oggi la Campania nel giro di pochissimi anni è la prima regione in Italia per raccolta differenziata, tolta Napoli. Allora è un problema di scelte politiche, appena la politica decide e sceglie che si fa diversamente, la gente si adegua immediatamente. E dobbiamo farlo anche per il nostro bene. Una battuta sulle polemiche che in qualche modo ci sono state in questi giorni rispetto a la necessità di trovare degli spazi di deposito temporaneo per i rifiuti secchi o le file che ci sono per andare a prendere i contenitori, tutti problemi che via via si supereranno. Io però faccio appello attraverso le vostre telecamere a tutti perché si guardi l'obiettivo. L'obiettivo principale è quello di passare dall'indifferenziato puzzolente e malodorante che sporca i nostri quartieri e che costa 16 milioni di euro l'anno agli agrigentini ad un sistema molto più civile, molto più intelligente, perché se io butto la bottiglia di plastica
in discarica, quella bottiglia di plastica non potrà diventare un maglione. Se io butto una lattina di birra in discarica, quella lattina di birra non potrà diventare una bicicletta. Allora, tra ridare una seconda vita alla materia o abbandonarla in un buco dove fra secoli qualcuno le troverà, non c'è dubbio qual è la scelta intelligente. Ne parlavo poco fa a proposito degli organi. Lasciare deperire un organo o usarlo, qual è la scelta intelligente tra le due? Allora noi dobbiamo scegliere se fare una scelta intelligente o continuare a fare scelte demenziali. Dottoressa Piazza, siamo tutti riciclabili noi? A che punto siamo, diciamo, con il nostro corpo? Ecco. Allora, assolutamente sì. La donazione degli organi e dei tessuti non ha limiti di età, quindi da una settimana di vita fino a infinito si può donare. Chiaramente non tutti gli organi hanno la stessa resistenza. L'organo maggiormente resistente all'età è il fegato. In Sicilia abbiamo prelevato, diciamo, il fegato più maturo che abbiamo prelevato e trapiantato con ottimi risultati, è un fegato di 92 anni. Questo la dice lunga, e comunque questo non deve inficiare la nostra volontà, perché in realtà l'organo è idoneo in funzione del ricevente. Cioè, se io ho un ricevente giovane in buone condizioni è chiaro che gli darò un organo ottimale, ma se io ho un ricevente che è in fin di vita, che non ha speranza di andare oltre per qualche giorno, è chiaro che mi posso permettere anche di offrire un organo che tra virgolette non sarà ottimale, ma che gli fegato, reni, cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas, intestino. E i tessuti, intestino sì, in Italia ci sono solo 3 centri di trapianto, però dico, è diciamo, un organo che viene prelevato e trapiantato. Come tessuti le corne, chiaramente sangue e midollo osseo. Non dimentichiamo la donazione di sangue. La mano pure, o quello, diciamo, è un no. Sono dei casi molto particolari, però sono casi realmente accaduti e che, diciamo, chiaramente in alcune strutture particolari sono fattibili. I siciliani siamo bravi in questo, siamo già sensibili. Oppure... I siciliani hanno dimostrato in questi ultimi 18 mesi di essere non bravi, eccellenti, perché in questi ultimi 18 mesi noi abbiamo registrato una crescita del 50% degli accertamenti di morte, una crescita delle donazioni, cioè di coloro che deceduti hanno donato gli organi, quasi del 100%, e un abbattimento delle opposizioni al prelevo degli organi dal 50% al 36-37%. Ci siamo avvicinati molto alle medie nazionali, abbiamo dimostrato di essere sensibili, coscienti, disponibili. È quello che io mi permetto di dire in giro: il cittadino, se ha fiducia nella struttura in cui viene trattato, avrà anche la disponibilità ad accettare la donazione degli organi. Se invece il cittadino sarà arrabbiato con la struttura perché non accolto, perché non ascoltato, perché non gli viene data quel diritto di informazione, di accoglienza, di tutte le spiegazioni che ogni medico è tenuto a fare per il proprio codice deontologico, è chiaro che si crea quella rottura, viene meno quella relazione d'aiuto fra il sanitario e il cittadino, per cui uno dice: ma perché devo farlo? Alla fine non mi convinci. In questa promozione e sensibilizzazione se la sente di dire bravi all'AIDO e a tutti quelli, insomma, che... Non me la sento, lo dico a viva voce, e chiunque faccia parte della rete dei trapianti, che possa essere un sanitario, un volontario, che possono essere le associazioni, che possa essere i pazienti, coloro che ricevono e che portano la loro testimonianza di come la loro qualità di vita cambi, perché le cose bisogna provarle per capirle, e quindi sapere che significa non poter pianificare le proprie ferie, perché se devi andare in ferie devi chiamare il centro dialisi, e stiamo parlando della dialisi, devi pianificare il centro dialisi dove tu andrai, devi farlo mettere in contatto col tuo centro dialisi perché devono trasferire la tipologia di trattamento che ti viene fatto, e quindi non ti puoi permettere il lusso di avere una vita libera, la vita sociale, la vita lavorativa, la vita familiare, che non è una vita di qualità, quando con un trapianto puoi recuperare una vita di qualità. E nel caso del rene abbiamo la dialisi come trattamento sostitutivo. Pensiamo a coloro che aspettano un cuore, a coloro che aspettano i polmoni, che non possono neanche fare una doccia se sono con l'ossigeno a permanenza, perché non possono staccare l'ossigeno neanche per il tempo di una doccia.
Franco, tu hai avuto la necessità magari di sapere chi fosse il tuo donatore oppure era una cosa un po'... Diciamo che voglio solo immaginarlo, nel senso che non ho avuto la curiosità di avere l'identità precisa di questa persona. Preferisco pensare che ci sono tra di noi tanti angeli pronti a dare una parte di se stessi quando loro non la potranno più utilizzare, e come angeli li vedo. Una cosa che vorrei aggiungere è che fino a quando probabilmente, come si spiega, secondo me, questo aumento negli ultimi 18 mesi, diceva la dottoressa, di persone che aderiscono alla donazione degli organi, probabilmente perché fino a quando tu non vivi un'esperienza così, o la vivi tu, o la vive un tuo fratello, un tuo familiare, un tuo parente, un tuo amico... Perché la cosa non ti interessi, no? Guardi la cosa da lontano, magari ci pensi e dici sì, pure io vorrei donare gli organi perché non ci trovo niente di male, però per un motivo o per un altro rinvii e spesso... siccome la vita come la morte sono due cose molto capricciose, rinvii talmente che poi alla fine non riesci neanche a farlo, anche volendo. Lasciamo stare poi le altre persone, quelle che hanno delle remore in proposito, però quando conosci bene la situazione, quando la affronti, quando la vivi, quindi se c'è qualcuno vicino a te che subisce questo destino, diciamo così, allora diventa più facile e più immediato riflettere sul fatto e quindi donare gli organi, aderire all'AIDO o ad altre associazioni. E poi c'è anche una cosa bella, no? Non è il mio caso per esempio della donazione degli organi, ma della donazione del sangue. Una delle prime volte che io ho donato il sangue dopo di aver scoperto di avere lo 0 RH negativo, dottoressa, lo sangue di fissa, mi disse, cioè, lo dai a tutti, non lo puoi ricevere da nessuno. Mi hanno chiamato di notte perché c'era una partoriente con emorragia, aveva bisogno urgentemente di 0 negativo. Io gliel'ho dato ben volentieri e poi mi sentivo bene, importante, cioè grazie a me quella persona ha avuto anche, diciamo, la possibilità di salvarsi, no? Le garantisco che al beneficio psicologico c'è un beneficio fisico, perché donare il sangue ci consente anche un rinnovamento del nostro pool ematico, e quindi è un beneficio per il nostro organismo. E sposo molto l'idea di Franco, perché io ritengo che il modo migliore per accostarsi alla donazione degli organi è mettersi nell'ottica non del potenziale donatore ma del potenziale ricevente. Se tu pensi che domani potresti essere tu, tuo marito, tuo figlio, tua madre, che potrebbe essersi in quelle condizioni, probabilmente dice ma forse è meglio farlo. Come non vuoi disperarti tu per cercarla, dovresti. Poi un'altra cosa su cui volevo velocissimo, spero che qualcuno che ci ascolti possa riflettere su questa cosa, è tutto l'iter burocratico di chi è ammalato, di chi deve seguire un percorso particolare, tutte le burocrazie che ci fanno impazzire. Snelliamolo subito. Giuseppe Vitello, abbiamo parlato della giornata del disabili in generale, ma c'è anche una giornata particolare del non vedente, del cieco. Il 13 dicembre, come tutti sanno, è la festa di Santa Lucia, che è la patrona dei non vedenti. Oggi è una festa che è molto sentita, quest'anno ricorre alla 59esima giornata nazionale del cieco. Noi la celebreremo a mondo aperto con tutte le altre associazioni dei disabili, anche in questo caso. Vi sarà una Santa Messa, poi la distribuzione della cucina e della ricotta lì nel piazzale antistante, e la sera poi sarà allietata da un gruppo musicale. La vostra associazione è anche molto attiva nel campo della prevenzione, soprattutto indirizzata ai giovani. Ma uno cieco ci può diventare, è una malattia, insomma, di che cosa parlate nella prevenzione? Allora, noi, come ho avuto modo di dire anche in altre trasmissioni qua da te, puntiamo molto sulla prevenzione. La prevenzione è una delle attività qualificanti della nostra azione sul territorio. Noi puntiamo molto ai bambini, a fare le campagne di prevenzione delle malattie oculari nei bambini. Infatti il giorno 11, prima dall'11 di dicembre, andremo a Nare Camastra a visitare nelle scuole i bambini delle scuole elementari e delle scuole
delle scuole materne, perché avere fin da piccoli, nella maniera più precoce possibile, qua la dottoressa che ne può dire più di me, avere la possibilità di poter prevenire le malattie oculari proprio dal momento della nascita, e qui entrano molto in gioco i pediatri, no? Per non dire poi nella scuola materna e nella scuola elementari, noi andiamo con il nostro camper attrezzato all'ambulatorio oculistico e visitiamo i bambini, e spesso capita di scoprire malattie che possiamo curare, anche con poco, e a volte capita purtroppo che il danno già è fatto, perché se quella stessa patologia fosse stata rilevata già al momento della nascita si sarebbe potuto fare molto di più. Quest'anno abbiamo unito alla campagna Occhi ai Bambini, si chiama, anche una campagna di raccolta fondi chiamata Un dono per la vista. Il 12 di ottobre, io ogni anno vengo a dire qua, quest'anno sono venuto un po' in ritardo, che è la giornata mondiale della vista, e noi ogni anno facciamo le visite oculistiche. Ritardo, insomma, abbiamo 12 giorni. No, 12 ottobre. Ottobre, sì. scusa. Solitamente io qua vengo sempre, vengo da te ospite per la prima trasmissione, quest'anno siamo un po' in ritardo. Il 12 di ottobre cosa è successo? Durante la giornata mondiale della vista, oltre che a fare volantinaggio per le strade per sensibilizzare le persone appunto a farsi una visita oculistica, nel nostro ambulatorio dell'Unione Italiana dei Ciechi noi facciamo le visite oculistiche gratuite. Mentre gli altri anni quasi abbiamo dovuto pregare le persone per venirsi a visitare, quest'anno non abbiamo potuto fare fronte a tutti coloro che ce l'hanno chiesto, perché c'è ormai molta gente che non può più permettersi di curarsi. Quindi cosa abbiamo pensato? Di fare una raccolta fondi con la vendita del cioccolato, questa tavoletta che ho portato qui io per dimostrazione, 5 euro costa, e con il ricavato di questa vendita di queste tavolette di cioccolato faremo alcune giornate di prevenzione gratuita per le famiglie che non possono oggi permettersi di farsi. Ci sono i volontari dell'UIC che la distribuiscono? Sì, noi la distribuiamo presso il nostro ambulatorio oculistico che è in via Mera 280, dove c'è la sede dell'Unione Italiana dei Ciechi. Questo in attesa che riceviamo un'altra volta i fondi della legge 284, che è la legge con cui noi facciamo le visite oculistiche e la prevenzione della riabilitazione gratuita alle persone. In questo Franco momento se ne sta appropriando, Franco. No, 5 euro, in questo momento i fondi... Pensavo che poi dovremmo fare un'altra raccolta contro il diabete, però. In questo momento i fondi non ci sono, e quindi noi ci tocca, per quanto riguarda il diabete, domenica scorsa e 2 domeniche fa, con il Lions Club Zolfara abbiamo fatto a Grotti ad Aragona una campagna per la prevenzione del diabete, facendo prelevi lì in piazza agli anziani, alle persone, a chi si accostava Bene, allora io ai nostri stand. Ho stabilito che i 5 euro li esce Franco Sodano e il cioccolato ce lo mangiamo tutti. A disposizione. Va bene? Già fatto? Già fatto. Perfetto. Continuiamo, anzi ci avviamo quasi alla chiusura, perché ogni tanto vedo in regia Piero che mi fa dei segnali, ritornando al Festival della Canzone Siciliana, questa bella iniziativa che ha avuto il Centro Guttuso di inserire nell'ambito del premio Buttitta questo omaggio a Rosa Balistreri, e anche insomma a incentivare non solo la musica siciliana ma la musica in genere, e devo dire che in questi 3 anni c'è stato un bel riscontro. Giorno 30 che cosa ci sarà, Stefano Tesè? Giorno 30 avremo questa giornata interamente dedicata al festival, quindi la mattina ci saranno Teatro San Francesco Favara, la San Francesco di Favara, che ci darà la possibilità alle scuole di potersi esibire, anche a quelle scuole che hanno un organico più corposo, perché ci sono scuole che hanno 50 elementi tra orchestrali, coro, e quindi darà la possibilità dal punto di vista logistico, diciamo, che è più comodo. E quindi ci sarà questa giornata piena di musica, pieno di colore, pieno di, come al solito, di entusiasmo, di emozione. Le scuole sono in fermento, e soprattutto sarà molto vario, come dicevo poco fa, perché noi avremo la possibilità di sentire organici diversi, fasce di età diverse, programmi anche diversi, perché si spazierà dalle filastrocche. Ci sarà una scuola primaria che farà un potpourri, un medley di filastrocche chiaramente siciliane. Poi ci saranno altre scuole che percorreranno i grandi classici, compresi anche qualche brano dei Dioscuri, che ormai fanno parte della nostra storia, perché tradizione. Abbiamo seminato bene. Sicuramente. Anche nella geografia. Sicuramente, della geografia non la so, della storia del nostro territorio senz'altro. E quindi avremo anche qualche brano dell'Ottocento. Noi abbiamo anche musica popolare di altissimo livello.
chiaramente competiamo con il nostro terrore, compete con quello napoletano, che chiaramente per quanto musica popolare, però ci sono dei brani di pezzi di musica veramente con dei testi stupendi, ma anche il nostro siciliano non scherza. I nostri due ragazzi partecipano? Sì, voi? sì, Gabriele come solisti o insieme? Ma Gabriele quest'anno dà spazio a quelli più grandi e quindi suonerà le percussioni. Vincenzo? Vincenzo fa parte di verrà con il suo gruppo e quindi parteciperà anche lui, Vincenzo. Quindi sarà una bellissima giornata da dedicare alla musica, dove veramente si ascolterà di tutti, quindi siete tutti invitati a partecipare, perché siamo in teatro, quindi il posto c'è. Per questa è importante, noi riteniamo che questo festival sia importante perché ci consente ai nostri ragazzi di non perdere di vista le proprie radici culturali, però abbiamo voluto dare un taglio anche, diciamo così, moderno, perché riteniamo che le radici non debbono essere degli steccati, perché spesso e volentieri il fatto di cercare le nostre radici, le nostre tradizioni, questo qua non fa che acuire le differenze. Invece dobbiamo far sì che questo nostro passato sia messo sempre nelle condizioni di poter dialogare col presente e col futuro. Tant'è vero che anche in questa nostra bella realtà ci sono delle scuole che si sono organizzate per prendere questi testi, diciamo così, della tradizione e li organizzano, li arrangiano con una veste più moderna, diversa, e questo è una cosa molto, molto positiva, perché significa far rivivere, ecco, per ritornare, dare nuova vita, nuova vitalità alle nostre tradizioni, che devono essere sempre al passo con i tempi, perché è bello che si vada sempre avanti avendo coerenza, coerentemente con il nostro passato, ma per guardare al futuro. Bene, prima di chiudere, Mimmo Fontana, cosa devono fare i cittadini agrigentini per incanalarsi in questo percorso che io dico virtuoso? Intanto ricordo che giorno 4 parte la raccolta differenziata nei quartieri costieri, quindi San Leone, Cannatello, Villaggio Mosè, stiamo parlando di quasi 20.000 persone. Sono già partiti i quartieri di Fontanelle l'anno scorso e Villa Seta Monserrato a fine ottobre, quindi rimarrà per la fine dell'anno, i primissimi di gennaio, il centro città. Quindi faccio appello a tutti coloro che abitano in quei quartieri di affrettarsi a prendere i contenitori. Abbiamo aperto altri 2 uffici per la distribuzione, quindi in questo momento ci sono addirittura 4 uffici per prendere i contenitori, quindi dovrebbe essere ormai arrivata a soluzione il problema delle lunghe file che si sono formate nelle settimane passate. Ovviamente dopo il 4 dicembre dovranno essere quelli del centro città. Tutti gli altri devono semplicemente avere fiducia, non preoccuparsi, le istruzioni gli vengono date assieme ai contenitori, se c'è qualche dubbio ci sono dei numeri a cui fare riferimento e poi c'è un principio generale. Su qualunque contenitore trovate sempre scritto di che materia è fatto e come va riutilizzato, quindi come va separato. Qualora non si dovesse trovare, ai numeri verdi c'è sempre qualcuno che è in grado di darvi la risposta giusta. E comunque il principio generale è: se non sapete dove gettare una cosa, mettetela nel secco non riciclabile, quindi nell'indifferenziato, perché la cosa importante è fare bene la raccolta differenziata. Questo lo dico spesso, non mi stancherò di dirlo. Quindi abbiate fiducia che gli agrigentini potranno fare la raccolta differenziata meglio degli altri e non peggio degli altri. Peraltro devo dire che i quartieri dove abbiamo cominciato già da molti mesi in un caso e da quasi un mese nell'altro ci stanno dando il riscontro che ci aspettavamo, cioè la stragrande maggioranza fa la raccolta differenziata e soprattutto la fa bene. Bene. Allora, prima di chiudere il nostro appuntamento e di chiedere ai nostri ospiti di salutarci in maniera differente, dico dottoressa che magari non è, in questi lunghi anni non
non ha visto o comunque non sa il meccanismo di Target, non è che dice grazie, arrivederci, no, dovete farlo con un pensiero positivo, con una battuta, con una citazione, con una frase, con un buon proposito, insomma, ognuno nel vostro campo di applicazione, perché noi vogliamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e siamo sicuramente ottimisti. Ma prima di fare questo c'è ancora l'intervento finale di Vincenzo Crapa, prima con Despacito, cos'era? Despacito? E adesso c'è Sofia. Allora, facciamo tutto in diretta, la sedia, c'è Gerlando che collabora anche, grazie Gerlando, naturalmente c'è tutta la band che deve essere trasportata, abbiamo 4 strumenti, c'è anche l'armonica per la nuova esibizione di Vincenzo e poi naturalmente i saluti finali di tutti gli ospiti di Target. Il polistrumentista Vincenzo Crapa e Sofia. Che dura la vita, Vincenzo. Un sacco di cose. No, preparati con calma, non ci sono problemi, tranquilli. Ecco qua. Va bene così, Gerlando? Sì? Possiamo andare. Ok. Stefano, te lo devi adottare questo ragazzo, Stefano, deve proseguire. Già abbiamo cominciato questa sera, perché io l'ho chiamato ieri, ho mandato un messaggio, mi sono sentito con la sua professoressa, la quale mi ha detto sì, te lo mando subito. No, a me piace, guarda, al di là di tutto, quello che mi piace dire, sempre ricordare è riconoscere la musica comunque la si faccia, perché quando si fa a livello professionale o quando si fa a livello hobbistico o per passatempo è sempre qualcosa che ti lascia, ti dà tantissimo, e quindi succede pure che da autodidatta si riesca a fare tante cose. Abbiamo visto questo modo diverso di fare musica tra Vincenzo e Gabriele, sì. Un po' più di professionalità, perché forse il pianoforte richiede un po' più di... Sì, e anche abbiamo scelto, perché Gabriele si inventa, ha fatto pure già, compone dei brani e quindi si esprime anche con un linguaggio suo personale. Però
Bene, abbiamo allora scelto di dare quel taglio. Quindi siamo arrivati alla va bene chiusura, grazie Stefano, e come dicevo il saluto e il ringraziamento ai nostri ospiti, ad iniziare dal piccolo grande Gabriele, in bocca al lupo per il tuo prosieguo di studi normale e anche di musica naturalmente. Farai concorrenza, chi è per il momento il più grande? Allevi? Oddio, Allevi. Vabbè, diciamo che Allevi è popolare, gli auguriamo anche quello, potrebbe anche Allevi, però secondo me lui può fare meglio di Allevi. Bene, bravo, senza bravo motivo Gabriele. di smentita. Bravo anche a Vincenzo, abbiamo detto questo modo diverso di fare musica. E Vincenzo, lo vorresti fare come professione? Se avrei l'opportunità sì, però è anche un passatempo che io ho per la musica, quindi non voglio vederlo piuttosto come un lavoro, ma come un'esperienza di vivere la propria musica. E anche di trasmetterla agli altri, perché Sì, no? certo. Bene, bravo Gabriele, bravo Vincenzo, grazie a Stefano Tesè, in questo caso nella sua qualità di coordinatore del Festival della canzone siciliana Rosa Balistreri. Tuo saluto Stefano. Già l'ho detto prima, non voglio ripetermi, anche perché Paganini dice che non ripete, quindi sempre la musica che è pane per tutti i denti, è un viatico per tutti, per grandi, piccini, professionisti, hobbisti, sempre musica. Mimmo Fontana, assessore del comune di Agrigento. Il mio augurio è che si provi a fare sempre le scelte più intelligenti. Oggi abbiamo parlato in fondo di questo, io non voglio separare i due argomenti, il riciclo dei nostri pezzi di cui parlava la dottoressa o il riciclo dei rifiuti. Facciamo sempre la scelta più intelligente, non sprechiamo risorse, non sprechiamo materia, non sprechiamo tessuti. Grazie a Bruna Piazza, coordinatrice Centro Regionale Trapianti. Grazie a tutti voi e con l'auspicio che l'anno prossimo registri un ulteriore incremento delle donazioni e una riduzione delle liste d'attesa che restano corpose. Grazie a Franco Sodano per la sua testimonianza. Io, siccome mi piace pensare che il popolo siciliano è un popolo molto generoso, ce l'abbiamo nel DNA la generosità, anche se molti dal di fuori parlano male dei siciliani, della gente del sud. Io credo che siamo, in quanto a generosità, secondi a nessuno. Spero che nei prossimi anni, nell'immediatezza, diventiamo secondi a nessuno anche nel campo della donazione. Grazie a Giuseppe Vitello, presidente provinciale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Io stasera ho sentito parlare qui in trasmissione di angeli e di speranza e mi viene in mente una lezione del catechismo che diceva che un buon cristiano deve avere 3 virtù: la fede in Dio, ma anche e soprattutto in se stessi, la speranza che ci può essere sempre un futuro migliore e la carità verso tutti coloro che hanno bisogno di noi, che oggi non sono più in Africa o in Asia, ma sono anche nel nostro quartiere, nel nostro condominio e a volte nel nostro stesso pianerottolo. Non giriamoci dall'altra parte e diamo a chi possiamo un po' di noi stessi. Grazie della vostra presenza e partecipazione. Ricordiamo target.tva@gmail.com, il nostro indirizzo email per le vostre comunicazioni, e ancora una volta grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.